Buongiorno, bentornati sul canale. Oggi sono in compagnia di Giacomino, quello che al Contrin suonava la chitarrina. In questa giornata uggiosa abbiamo deciso di trasferirci in Piemonte, in particolare fra le Alpi Cozie e le Alpi Graie, e l'obiettivo sarà quello di raggiungere il rifugio Balma. Palma de Mallorca! Vamos! Andiamo! Nella vita non va tutto sempre secondo le nostre previsioni, tipo oggi, ma quello che possiamo fare è trarre comunque il meglio da ciò che succede e noi cercheremo di farlo, ovviamente. Vuoi un po' di crema solare? Benvenuti nel locale invernale del rifugio Balma. Ci sono 6 posti letto, 3 sopra e 3 sotto. È tenuto molto bene, c'è addirittura la luce e a quanto pare c'è riscaldamento. Mi raccomando, se usufruite di questo posto c'è da lasciare un'offerta per il riscaldamento, il pernottamento e per il gas elettrico se lo usate. Noi abbiamo il nostro, quindi non lo useremo. Ah, è bollente, mamma mia. Hai scelto apposta tu questo? Alla grande. Tutto pensato, voluto e cercato. Bene, dovete sapere che io e Giacomino abbiamo fatto per ora solo 2 giri insieme, questo è il secondo, ma abbiamo scoperto che ci piace prendere la roba del territorio, giusto? Ecco, fondamentale. Siamo passati dal caseificio, Fior di latte. a prendere un formaggino di quelli giusti. Poi dal panificio. Esatto, che abbiamo preso questo panozzo, qui c'è un altro e un po' di roba per la colazione. E Capello Claudio. Macellaio, dove abbiamo preso un po' di affettati, tra cui questo qua che si chiama Lonzardo, che ci hanno consigliato di metterlo al caldo, esatto, sulla focaccia, quindi abbiamo il riscaldamento che abbiamo pagato, quindi direi che possiamo sfruttarlo al meglio. Sì. E quindi direi che siamo saliti con il tempo peggiore del mondo e all'ora del tramonto si è aperto tutto. Spettacolo, verremo a questo rifugio della Balma anche quando sarà aperto, perché è un posto veramente super.
Giacomino, alla fine ci è andata bene, quindi... Quando è che non ti va bene? Non so come. 2 su 2, cioè una milione di visual famosi in tutto il mondo, Sì, grazie certo, alla va musica. bene, ok. La seconda, cioè, delle giornate pazzesche. Non c'è la nostra musica, meglio forse per qualcuno. Per adesso. Per adesso. E chi lo sa. Tutto bello, ma adesso direi che è ora di cena. Che dici? Aperitivo. Aperitivo. Abbiamo 2 new entry che si chiamano Massimo E Marilena. Buono, perfetto. Stasera condividiamo questo posticino e adesso noi aperitivo. Mangiamo. Sì. Che roba. la luna sopra. Brodo misto di carne e vegetali. Ma abbiamo già detto per fare cosa? No, non l'abbiamo ancora detto. Aspettiamo ancora? No, diciamolo. Diciamo. I tortellini della zia. Si può dire il nome? Sì. Graziella. Yes. Quindi possiamo dire grazie Graziella. Possiamo dire grazie Graziella. Ah sì, sui messaggiarli ce ne sono talmente tanti qua No, che... io no, grazie, gentilissimi. Questo messaggio per lo youtuber più trapper di tutta YouTube Italia, H. Stefano Manè. Quello che vedi bollire in questa pentola è il modo in cui andrebbe fatta la pasta fresca ripiena di carne. Quello che fate voi nelle vostre parti, continuate a metterci la zucca, la carne, lasciatela con ragù poi. Quando vuoi ti aspettiamo in bivacco a mangiare i tortellini in brodo. Quelli veri. Cioè sì, anche perché i vostri non si chiamano tortellini, quindi baci. Questa Graziella è stata brava? Di solito sì. Noi domani dobbiamo lavare sto... Mica se è pesante questa pentola. Oh, sì, Questo inno di bolognesità. Ma questa che abbiamo usato. Benissimo. Qui c'è solo una cosa da dire. Ricordiamoci, non facciamo brutta figura. Qual è? Quell'esclamazione. Ah, Sochmel. E là dici Sochmel, che buoni questi tortellini. Va bene, ok. Adesso noi finiremo. Finiamolo. Un brindisi all'amicizia e alla, Un brindisi. alla salute, alla Ai montagna. bivacchi, alla E montagna. alla condivisione. Alla condivisione. Il Grande. brodo. Chiediamo a Ste se vuol farci i cappelli. Ah no, non vale la pena. Cattiva questa, Giusto, cose succhio. Bravo Matteo. Bravo Matteo. Diciamo le cose come stanno. stanno. Bene, dopo esserci fatti i tortellini in brodo, strabuoni, brava la Graziella. Brava la Graziella, bravo Matteo per il brodo. Vero? La grappettina. Grappettina. Da un cin. Sì, facciamo un cin, dai. Per andare a letto, 2 fotine fuori. E poi come al solito, GoPro fuori. e ci vediamo domani. Buonanotte. Notte. I ain't holding them, most of you, some now, none of you. Take me back to the night we met. I don't know what I'm supposed to do, haunted by a ghost of you. Oh, take me back to the night we met. When the night was full of terrors and your eyes were filled with tears, when you had not touched me yet. Oh, take me back to the night we met. I ain't holding them, most of you, some now, none of you. Take me back to the night we met. I don't know what I'm supposed to do, haunted by the ghost of you. Take me back to the night we met. Assurdo comunque, dopo la pessima giornata di ieri, vedere cosa è uscito fuori oggi. Probabilmente è l'unico luogo in Italia dove c'è un meteo bello, infatti l'abbiamo scelto accuratamente. Bene, adesso ripuliamo il bivacco, pieghiamo le coperte, mettiamo un po' in ordine, poi ripercorreremo lo stesso sentiero di ieri per tornare alla macchina. E mi raccomando, non smetterò mai di ripeterlo, trattate bene questi luoghi, se c'è la possibilità di lasciare un'offerta, lasciate un'offerta, in modo tale che i volontari che si occupano di questi posti possano
tenerlo sempre al meglio e basta con gli atti vandalici. Un iscritto stamattina mi ha mandato la notizia che l'ennesimo bivacco è stato trattato male. Sono saliti dei ragazzi che avevano freddo, non avevano la legna per scaldarsi e hanno pensato bene di bruciare un tavolo all'interno della struttura. Basta, vi prego. Io cerco di fare questi video anche per sensibilizzare un po' l'utilizzo corretto di queste strutture, ma probabilmente non è abbastanza, quindi ve lo chiedo in ginocchio: se vedete persone che trattano questi posti male, segnalateli a chi di dovere, perché non si può andare avanti così. Vero Giacomino? No, vero, anche perché a me la cosa che spaventa di più sono persone del genere che decidono di frequentare un posto che non ha nulla a che fare con comportamenti del genere. E quindi mi chiedo, anche nella vita di tutti i giorni, come possono vivere in relazione anche agli altri. Quindi se un posto con così tanta bellezza e così tanta pace ti porta ad avere un comportamento del genere, se uno va in montagna sa che vai in un bivacco e ti vuoi scaldare, ti porti dietro la legna, fai legna. Ci sono determinate cose che vanno, secondo me, tenute bene a mente, e se uno si comporta in un certo modo deve stare a casa. Esatto, sta a casa. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Ooh. Please don't take. I found my mind, I'm feeling sane. It's been a while but I'm finding my faith. If everything's good and it's great, why do I sit and wait till it's gone? Oh, I tell ya, I know I've got enough. I've got peace and I've got love. But I'm up at night thinking I just might lose it all. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Ooh. Please stay. I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got. Bene, noi siamo quasi arrivati alla macchina, ci mancano gli ultimi 10 minuti. Spero che vi siano piaciuti questi 2 giorni, noi ci siamo stradivertiti. Matteo soprattutto. Io tantissimo, e sono anche molto contento che sia cambiato il tempo. Concludiamo il video con Qualche parolina di Ercole che fa sempre bene, ormai è abitudine. esatto. Perché vado in montagna? Chiedimelo. Perché? Perché quando cerco risposte dalla vita le trovo dai monti, dagli alberi e dagli animali. Perché nel mio zaino ci sono i miei ricordi, la mia vita e la mia educazione. Perché incontro persone che ti salutano anche se non ti conoscono. Perché in montagna non si usa dire non ho tempo o da fare. In montagna ci sono ancora i valori dell'amicizia. Perché ogni momento è un'emozione indimenticabile. Perché nel vento, nella pioggia, nel freddo e nel caldo torni a essere l'unico padrone di te stesso. Perché in montagna sei libertà e passione. Perché sei unicamente te stesso.